La piastra ambulatoriale dell'ospedale San Francesco si arricchisce di un nuovo fondamentale servizio. È operativo infatti l'ambulatorio di diagnostica cardiologica con imaging di secondo livello. L'iniziativa, coordinata dalla cardiologia dell'ospedale di Nuoro, risponde alla crescente necessità di servizi avanzati di diagnostica cardiologica, con particolare attenzione alla cardiologia dello sport, garantendo la presa in carico di pazienti con patologie cardiovascolari complesse. Servizio che mancava. Sta continuando il nostro percorso, meglio continua il nostro percorso, che prevede da un lato la promozione dello stile di vita corretto, un discorso sulla prevenzione che va fatto nel territorio, ma dall'altro noi vogliamo essere un punto unico d'accesso per tutti quei pazienti che magari durante una banale visita sportiva trovano qualche problema, nel senso che se il medico dello sport, il cardiologo dello sport ha il sospetto che ci possa essere qualche patologia di tipo cardiovascolare che necessiti di accertamenti di secondo livello, bene, semplicemente inviando una mail al nostro servizio noi ci facciamo carico di quel problema e abbiamo un team multidisciplinare che è in grado di svelare eventuali problematiche che possono avere ovviamente dei problemi di tipo evolutivo. L'accesso sarà regolato tramite l'apertura di un'agenda CUP, le prenotazioni saranno possibili da marzo. Dovremmo avere per ora, di più non ci riusciamo perché non riusciamo a sostenere un carico maggiore, 10 slot mensili. Non diamo l'idoneità sportiva, ma diamo un servizio al medico dello sport di tutta la Sardegna che poi alla fine si riflette sulla qualità di vita e sull'opportunità che hanno gli sportivi di avere l'idoneità.